Okay, thank you very much for the introduction. So I am Stuart James, and I'm here to talk to you about how we can understand digital cultural archives from past to present. So, picture in your mind an archive. If you're anything like me, you'll picture in your mind this scene from Raiders of the Lost Ark by Spielberg and Paramount Pictures in 1981. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Sono James Stewart e sono qui oggi per parlarvi di comprendere la cultura digitale e vedere dal passato al presente. Provate ad immaginarvi un archivio. Cosa vi viene in mente? Quale immagine? Se siete come me, se la pensate come me, allora quello che vi viene in mente è proprio questa immagine tratta da un film della Paramount Pictures del 1981. But if I asked you to picture in your mind a digital archive, then you might visualize something like this. This is in the Falwell Library in the United States, where you have advanced robotics that are able to go and find and to retrieve relevant documents from their archive. Se invece vi chiedessi di immaginarvi un archivio digitale, allora probabilmente vi immaginereste qualcosa come questo. Questo breve video che state vedendo appartiene ad una libreria negli Stati Uniti in cui si utilizzano dei robot altamente tecnologici che permettono di trovare dei documenti di grande rilevanza. I actually mean this. This is the Google cold storage data center that harvests thousands and thousands of hard drives that store millions or billions of images, text or video. In realtà, quello che veramente è un archivio digitale è proprio questo. L'immagine che vedete appartiene ad un centro per i dati di Google in cui vengono contenuti centinaia di migliaia di dati in forma testuale o in forma visiva. So, what is in an archive? Well, all sorts of images or videos or text are in an archive. But if we consider when was an archive, when does it start or stop, it becomes much more challenging. Ma in realtà, cos'è che c'è in un archivio? In un archivio potete trovare ogni sorta di video, di testi o anche immagini. Però se vi pongo la domanda quando è che inizia l'archivio, quando è che inizia e quando finisce, allora la risposta è questa. I think if we'd all agree that images of the caveman drawings should be in an archive. Similarly, cuneiform from the Sumerians and even Egyptian and Assyrian artifacts. Credo che siamo tutti concordi quando dico che i dipinti sulle caverne degli uomini delle caverne oppure gli scritti sulle stele dei Sumeri o quelli degli Egizi o anche degli Assiri sono tutti quanti parte di un archivio. But if we move forward in time to archives like the VHS formats, or tape that some of you may remember, it becomes a bit more question about whether it's an archive. If we then move forward even further to things like MySpace, the somewhat retired social media site, or Facebook, or even Snapchat, it becomes more questionable about what we consider an archive. Se invece andiamo più avanti nel tempo e passiamo a formati come la videocassetta oppure ad altri ancora più recenti come MySpace o social networks quali Facebook o anche Snapchat, diventa tutto un pochino più vago, il concetto di cosa appartiene all'archivio diventa meno certo come quello degli uomini delle caverne ricordate prima. But actually, everything we do is creating more and more archives. Whether it's posting on social media
or searches or any activity we make, it creates some sort of archive. In realtà ogni cosa che noi facciamo contribuisce a creare un archivio, sia che postiamo qualcosa sui nostri profili sui social networks o anche che effettuiamo una ricerca, noi stiamo in realtà creando un archivio. However, if we think about how we would search an archive, it becomes more challenging. If I pose the question, do you own a cat or dog, can you actually find a picture? Però se pensiamo a come cercare un archivio, allora tutto diventa più difficile. Infatti, se io vi chiedessi possedete un gatto oppure un cane, riuscireste a trovare un'immagine? Well, if you're anything like me, then you use things like Google Photos or Apple Images, and therefore you can tag lots of pictures of your dog or cat, and therefore be able to find them quite easily. Se siete come me, allora probabilmente usereste la ricerca di Google oppure anche quella di Apple Images e trovereste tantissime immagini di cani e di gatti che potrete utilizzare per mostrarvi il vostro animale. But this works well if you have all of these images somewhat labeled. What happens when you have large archives like those that I previously showed? It's not so easy to search these archives, and we need new tools to be able to do that. Però questo funziona solamente se avete delle immagini che hanno una specie di tag, un'etichetta che si riferisce a cosa viene rappresentato nell'immagine. Quando invece parliamo di archivi più estesi, allora diventa tutto più difficile. Here you can see a different way of searching. This uses hand-drawn depictions to search an archive. In this case, at the moment, it is of a chicken, but maybe different in a moment. And using simple sketches, we were able to search these archives much easier than we could otherwise. In questo caso specifico potete vedere un modo diverso di effettuare una ricerca. L'immagine che avete visto prima rappresentava un pollo, però potete cercare qualunque cosa disegnando quello che più vi viene in mente che dovete cercare. Quindi questo nuovo tipo di ricerca si basa sulla creazione di bozzetti fatti a mano. So in this talk, I'm going to look at two different case studies, both of which are somewhat in the present, but still provide different challenges. The first we'll look at is dance archives, specifically those that were shot on cinefilm and converted to VHS. We'll then look at social media archives like Facebook to try and help people understand their activities online. Oggi io parlerò di due studi diversi che entrambi appartengono in qualche modo al presente, però pongono delle sfide abbastanza cruciali. Il primo prende l'esame degli archivi di performance di danza che sono state riprese inizialmente tramite cinepresa, tramite pellicole e poi convertite in seguito in videocassetta. Invece il secondo studio si concentra sui social media, in particolare su Facebook, e sugli archivi che hanno creato gli utenti in modo da comprendere il loro carattere sui social networks. So to start with, looking at dance archives, we look at one type of dance, that's expressive dance. These are great videos to work with because they have several constraints. Often they only have a singular person, in some cases two people, and they generally don't have objects. This makes it much easier for us to design systems that are able to search and retrieve or create new content. Quindi passiamo al primo tipo di studio. Questo appunto riguarda gli archivi di un tipo specifico di danza, la danza espressiva. Le tipologie di video che abbiamo esaminato sono state particolarmente ottime per noi
perché raffiguravano uno, al massimo due persone, e in più non c'erano oggetti presenti sul palco. Questo ha fatto sì che diventasse più facile ricercare e creare gli elementi di cui avevamo bisogno. These archives were presented by the National Resource Centre for Dance in the UK in collaboration with the University of Surrey. And we're interested in how we can search them using storyboards. Questi video questi archivi sono stati svolti in collaborazione con l'Istituto per la Danza nel Regno Unito e con l'Università del Surrey. E per condurre questo studio ci siamo basati sulle tavole dei documenti che vedete in foto. But the storyboard you see here is very complex. I'm sure some of you will be able to draw something close to this, but I certainly can't. And therefore, we need storyboards that are much easier for us to interpret and for everyone to be able to use, like these. Però l'immagine della storyboard che avete visto prima è molto complessa, perché non so quanti di voi riescono a disegnarne una così dettagliata, sicuramente io non ci riesco. Per questo abbiamo bisogno di immagini che sono più facili da disegnare e anche più facili da comprendere, come questa in foto. These are kids' depictions, and they were drawn by school students who were describing a scene in a movie that they were going to create. But they're very simple depictions. They're simple stick figures of an event going on, and generally they only have a few different variations, like turning or moving into different poses. Questa immagine rappresenta dei bambini ed sono state disegnate da degli alunni che dovevano disegnare un progetto cinematografico su cui stavano lavorando. Le immagini sono molto stilizzate, prive di dettagli e rappresentano semplicemente l'evento che ha luogo nella storia del film. Inoltre hanno davvero penuria di pose diverse. Actually, our stick figures are even simpler. So these are based on different poses that you can draw. That I'm sure everyone in the room can draw something similar to this. So we have a set of 3 different poses depicted with intertwining actions that we are going to either search or synthesize new videos of. Le nostre immagini sono ancora più semplici di quelle che avete visto prima. Noi infatti abbiamo deciso di trovare delle pose differenti e di disegnarle in maniera semplice, proprio come vedete in foto, e sono sicura che tutti di voi riuscite a disegnare qualcosa di simile. Ci siamo basati su 3 pose differenti che poi sono state legate tra di loro e questi ci hanno permesso sia di cercare video sia di sintetizzare nuovi video. Now the challenge comes is we have to design a computer program that is able to take these stick figures and transfer them or relate them to the video content. La difficoltà che abbiamo avuto è che noi comunque lavoriamo in un progetto per computer che deve prendere queste immagini stilizzate e poi introdurle oppure trasferirle nell'immagine video. So, if we have a sample video and we take a couple of frames from that video, what we want to do is be able to measure the similarity of pose, and that's what our system learns to do. So given 2 frames, you can measure and find a distance between them. You can then repeat this over all of the frames and start to build a graph of how these frames relate to each other. Il nostro modo di agire è stato questo. Abbiamo preso un video esempio e l'abbiamo diviso per frames. Quindi se per esempio prendiamo 2 frames diversi, allora poi siamo in grado di misurare la distanza che c'è tra la prima cosa e l'ultima
lo ripetiamo con tutti i frames successivi in modo da creare un grafico che ci spiegherà tutto nel dettaglio. You can actually then keep repeating this process and add more and more videos to the set and learn a whole space of different poses that are possible. In realtà poi questo metodo si può integrare, si può ripetere con tantissimi video che vanno aggiunti al video di partenza, e questo ci permetterà di imparare tantissime nuove cose diverse. We could then take all of those videos and identify some key frames. These are important poses that are the variation in the different positions the body can be. If we simply annotate these poses with sketches, we can then start to build a method to search them. Poi quello che facciamo è identificare delle pose chiave che poi che ci mostrano i diversi movimenti del corpo, poi noi le riduciamo in immagini stilizzate e questo ci permette di andare avanti poi con il nostro esperimento montandolo nel video. In fact, you can actually do this quite simply. So if we had a new pose, we could say how similar that pose is to, sketched pose this is, how similar this pose is to all of the other annotated poses that we previously have provided. We can then say how similar each frame is to each of those poses, each frame is to that pose, and start to build a ranking of the joint probabilities of the different frames given a query. In realtà è un metodo molto semplice. Se noi utilizziamo questo metodo, allora aggiungendo sempre più pose siamo in grado di stabilire quali sono le similarità tra sia i bozzetti sia i frames, poi possiamo anche stabilire gli elementi simili tra i bozzetti e tutte le altre cose che non sono state rese in forma stilizzate. E poi siamo anche in grado di stilare una classifica che ci mostra tutte le probabilità che ci sono di trovare elementi simili come tra un frame e tra un altro. Although a simplified version of what our work actually does, we can then search and use these to find frames across the video. Here you see several different videos and they retrieve different frames. You can see that there's quite a lot of variation in the sketched poses. Some are sat down, some are stood up. And these are all quite challenging poses because the body intertwines with itself. Questo nostro metodo poi ci permette di trovare dei frames anche in altri tipi di video. Infatti tutti i video possono essere divisi in frames e per esempio in questi che vedete nella slide ci sono pose diverse come in piedi oppure sedute. In realtà queste pose sono abbastanza difficili per noi da analizzare perché quando il corpo assume questo tipo di pose proprio si lega sia il corpo fisico sia il movimento che si va a creare. So that searches for a single pose in a video. But we're interested in searching a section of video, as a single frame doesn't necessarily represent very much. So if we start with key pose 1, and we have a target key pose 2, our goal is to find a path that goes through that video to identify the section of video that best matches. In realtà questo metodo si basa su frame singoli. In realtà quello che noi vogliamo è analizzare proprio un'intera sezione di video, perché un singolo frame non è abbastanza dettagliato per noi. Se invece utilizziamo questo metodo, ovvero partiamo dalla posa numero 1 e arriviamo alla posa numero 2, che poi è il nostro target, allora quello che noi vogliamo fare è trovare un filo che leghi la posa numero 1 e la posa numero 2 e ci
identificare tutti i frame che la vanno a comporre. And that's what this does. It relates each of the frames to the pose and finds the optimal path, that's the shortest path, to go through the video. This can then be iterated through each of the different poses within the sequence. Ed è proprio questo quello che fa il nostro metodo, ovvero noi troviamo appunto una linea guida che ci permette di legare la posta numero 1 con la posta numero 2 e ci permette di trovare il modo più corto e più semplice di legare e poi introdurle per crearci un video. So here you can see several different results for a query. Here at the top row you have the two different videos and then the corresponding query for each. You can see in some cases you find an exact match. In other cases the pose can be ambiguous, as often the body can rotate or other complicated transformations can occur. Quello che vedete qui è un grafico delle ricerche che abbiamo svolto. In quella numero 1 potete vedere 2 video e la ricerca che c'è stata alla base di questi video. A volte potete vedere che il match è al 100% di corrispondenza, altre volte invece è più ambiguo perché la cosa che è raffigurata nel video è più difficile da analizzare. But also, we can transform our process to create new video. And what this does is it navigates around the graph trying to find a sequence that didn't exist beforehand. This uses a technique called video textures that identifies similar poses where you can jump between. On the left you can see the query that was originally used to generate this, and on the right the actual video. Il nostro metodo ci permette anche di trasformare i frames per creare proprio un video originale. Questo metodo crea una sequenza che in realtà non esisteva prima e inoltre ci permette di identificare le varie cose diverse. Qui vedendo l'immagine che c'è sul PDF, l'immagine alla sinistra è quella originale, quella di partenza. Invece quella a destra ci mostra proprio il video, il momento finale del nostro lavoro. So, we presented an approach that could be used to search dance archives, being able to search or even synthesize new videos from it. Another archive that we're looking at is social media, and we'll look at how we can understand this now. Quindi, quello che vi ho descritto finora, quell'approccio che vi ho descritto finora, è di ricerca negli archivi di danza che ci permettono sia di cercare sia di creare nuovi video con performance di fatto. Il secondo metodo invece si basa sulla ricerca di archivi nei social media. So this was a project performed in the UK, and it looked at 3 different life points. So these were being a teenager, becoming a new parent, and being a retiree. For brevity, I won't consider the retirees, but it will present 2 different design interaction techniques to be able to understand their social activities. This work was done in collaboration with several different universities within the UK that are displayed here. Il secondo metodo è stato svolto, un progetto che è stato realizzato nel Regno Unito in collaborazione con tutte le università che potete vedere elencate qui sotto, e per svolgere questo progetto abbiamo preso in esame 3 momenti diversi della vita di un individuo. Il primo è quando si è teenagers, il secondo quando si sta per diventare genitori e invece il terzo, che per motivi di brevità non andrò su cui non mi soffermerò molto, riguarda l'età della pensione. Questo ci permette di comprendere il comportamento di un individuo sui social media.
So we're going to look at how new parents can understand how their social media changes when they have their child. And to do this, what we do is we look at how their average face changes. La prima parte di questo progetto si concentra sui neogenitori e su come loro capiscono quanto cambi il loro comportamento sui social media una volta che hanno avuto il proprio bambino. So, this is actually a physical device that would go into someone's home so that they could understand and reflect on their activities. This uses an approach that looks at your Facebook posts and then identifies the faces within the actual posts. Using this approach, you can average these faces to start to build a representation of how well they look on average. L'apparecchio che abbiamo utilizzato per questo progetto è stato installato nelle case dei soggetti partecipanti e li aiutava a comprendere e mostrava loro il modo in cui si comportavano sui social media. Questo apparecchio fa sì che ogni post, ogni foto caricata sulla pagina Facebook venga unita alle altre e si crei una media di un nuovo viso. In fact, if you look at the final images and in the exit and future views of the participants, when you look at the mother's faces, they generally start to look like their child. Interestingly, this observation was not found in the fathers, who often post a lot less photos of their children. Se guardate all'esempio finale, al viso finale che si crea con questo metodo, potete notare appunto i nuovi visi che vengono creati. Nel caso della madre abbiamo potuto capire che il viso andava sempre più ad assomigliare a quello del figlio perché la madre caricava più foto del bambino. Invece una cosa interessante che abbiamo notato è stato che nel papà questo non accadeva perché c'erano meno foto del bambino caricate sulla pagina Facebook. Okay, so secondly, we'll start to look at teenagers and trying to understand how their activities online could be understood. And we do this is by considering how a physical item that would be placed in their house and print out a paper strip of their activities could give them the opportunity to reflect. Physical objects are much easier to reflect on than a digital image if you looked at it in your feed. La seconda parte di questo progetto prendeva in esame i ragazzi in età adolescenziale e l'abbiamo fatto per capire il loro comportamento sui social media. Come abbiamo svolto questo progetto? Allora, abbiamo installato una specie di piccola stampante che in tempo reale stampa tutto ciò che viene caricato sulla pagina Facebook dei ragazzi e abbiamo deciso di utilizzare questo metodo perché un oggetto fisico permette una riflessione più attenta rispetto ad un'immagine digitale. This poses the problem of how do you turn an image in your feed into a representation that's easy to understand. And we need these simple representations so you're able to reflect. And we need a computer to be able to do this. Il problema in questa parte del progetto è stata che un conto sono le foto, un altro sono le immagini caricate sui social media e il modo in cui queste potessero essere rappresentate dal computer su carta. Noi infatti avevamo bisogno di immagini semplici da capire oltre appunto ad un computer. So, if you show a computer a picture of a cat, it is very good at identifying it as a cat. In fact, if you repeat this for a chicken, it's also very good at identifying chickens. But if you show a different image, where you've got something that's more meaningful than necessarily the event going on, like in this one where you have text that says, the most wonderful people are those that can't be fit in boxes.
a computer would have to recognize that text as well as the event going on. And it might not actually be able to do this and classify it as something like party. Se prendete un PC e caricate nel PC l'immagine di un gatto oppure di un pollo, il PC saprà riconoscere quell'animale molto facilmente. E questa è la parte facile. La parte difficile viene quando si fa vedere al computer un'immagine che ha qualcosa di diverso oltre all'immagine rappresentata. Per esempio, nel caso dell'immagine qui in basso, potete vedere che ci sono due ragazzi che fanno una festa e poi c'è un testo scritto, ovvero le persone più belle sono quelle che sono fuori dagli schemi. In questo caso il computer avrà difficoltà sia ad identificare le persone sia ad identificare la situazione o il testo, perché è un'immagine meno chiara rispetto a quelli degli animali. In fact, if you ask people to look at their own social media photos and group them into categories, they don't actually map to nice objects like cats and chickens. There are some that are simple, like food and art, that are quite easy for the computer to identify. But others are quite high level, like attitudes and beliefs, or personal images. Or even in some cases, there's compound groups, like family and pets, that don't actually map nicely together. Se chiedete a qualcuno di mostrarvi le proprie foto sui social media e di generare delle categorie basandosi su quelle foto, allora potete notare che non ci sono delle categorie semplici, chiare, definite come quella appunto del gatto oppure del pollo. Alcune sì, alcune categorie che si generano sono facili, per esempio quella dell'arte oppure del cibo. Ci sono invece altre che sono più difficili per il PC da interpretare perché sono appunto più astratte, come per esempio quella del credo religioso oppure dei comportamenti personali, oppure anche immagini che rappresentano dei gruppi come quella della famiglia oppure degli animali che spesso non sono direttamente correlati l'uno con l'altra. So if we look at one of the particularly challenging categories like attitudes and beliefs, what we could do to improve the ability for a computer to recognize this category would be to select better training data so that it's able to learn a better representation of what represents attitudes and beliefs. So if we consider all of the corpus as this strip of black and white dots, we could turn on and off these examples to try and learn which samples are most useful. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare una delle categorie più astratte, che è appunto quella dei comportamenti personali e del credo religioso. La soluzione che abbiamo ideato per permettere al PC di comprendere meglio questo gruppo di foto è stata quella di fare una selezione delle immagini più rilevanti, così che il computer potesse analizzarle meglio e comprendere meglio che tipo di gruppo è quello preso in esame. So, if we were to repeat this process of selecting samples over and over and over again, we would be able to identify different configurations that were better or worse. This is actually very similar to how our genes work, by going through random sampling to identify a good configuration. And in this case, where is this? Se adattiamo questo progetto di filtraggio delle foto più rilevanti, allora possiamo vedere che ci sono tanti tipi di configurazioni diverse che si vengono a creare. E questo è un pochino il meccanismo che utilizza anche il nostro corpo quando si tratta di geni. Nel nostro caso, dopo aver svolto tante serie diverse di filtraggio di foto, abbiamo notato che la seconda categoria, quella con il 42%, è la categoria con una performance più elevata. And this is how genetic algorithms work. By selecting some samples, evaluating their fitness, selecting the best of those configurations, changing them slightly, and improving, hopefully, in the next generation. There's a famous quote of survival of the fittest,
often misrepresented by Herbert Spencer. E questo è un pochino lo stesso metodo che utilizza il nostro corpo con gli algoritmi genetici, ovvero seleziona alcuni geni di esempio, poi valuta il modo in cui questi lavorano, seleziona quelli che sono migliori, poi li cambia di poco in poco finché nella prossima generazione si spera che questi geni si siano evoluti in modo diverso. E questo è spesso quello che viene abbinato alla citazione della legge del più forte di Herbert Spencer. And actually, if you do this for our data set, and if we look specifically at attitudes and beliefs, you can see that it improves dramatically over time. In fact, the classifier improves by around 60%. That's quite an impressive improvement. Se questo sistema si adatta al nostro modo di bonificare i dati, allora si può vedere che la crescita è impressionante in relazione al tempo. Infatti si è arrivato ad un 60% di miglioramento. Questo è un miglioramento davvero mai visto prima. In fact, you can also see this in the other categories that are quite challenging, like style and self-imagery also improves quite a lot. These are obviously the more simple ones like art or family and pets are much more challenging to improve. But it's impressive how much we can change into these highly abstract categories by selecting the right data. Lo stesso tipo di miglioramento si ha con tutte le categorie più difficili da analizzare. Invece per le categorie più semplici, per esempio quella dell'arte, il miglioramento è più difficile da ottenere. E comunque questo tipo di miglioramento è uno che non ci aspettavamo nemmeno noi. So where can we go with this? What's the point of being able to search archives if we can only use simple stick figures or something like that to find a small section of video? Well, there's a lot more we can do. And this is some of the work that we're interested in doing at the Centre for Cultural Heritage Technologies in Venice. Quindi, dov'è che intendiamo arrivare in futuro? Qual è lo scopo della nostra ricerca negli archivi? Se possiamo effettuare questa ricerca solamente tramite delle figure stilizzate? Beh, noi nell'Istituto di Venezia per la ricerca del patrimonio culturale e della tecnologia siamo in grado di svolgere cose ancora più importanti. So we know that computers are able to classify very well. In actual fact, in recent years, on a very, very popular data set for evaluating this, called ImageNet, we're now able to get a computer to beat a human's performance in classifying objects. And this isn't a toy data set. This is 14 million images of all sorts of different classes of objects. Sappiamo tutti quanti che i computer sono ottimi nella classificazione degli oggetti. Quello che non sappiamo è che negli ultimi anni abbiamo sviluppato un programma per la classificazione dei dati chiamato ImageNet, che è in grado di battere perfino la classificazione umana, e questo non è un progetto di scarsa importanza, infatti riesce a classificare 14 milioni di dati, immagini, video e tutti i formati. In fact, we can do even more than just classifying objects. We can even ask a natural language question that's in English for me or Italian for you, like these. So, what colour are her eyes? Or a much more interesting question, what is the moustache made of? That obviously is bananas, but it's an interesting, more challenging question. It doesn't come naturally to just identifying objects within the scene. In realtà possiamo fare ben oltre la semplice classificazione degli oggetti. Possiamo infatti porre proprio delle domande al PC anche in tante lingue. Io per esempio chiederei qualcosa in inglese e voi potete farlo in italiano. Una domanda semplice può essere quella che vedete in foto, di che colore sono gli occhi della ragazza. Una domanda più interessante da
da porre è quella che potete vedere nella stessa immagine, che chiede di che cosa sono fatti i baffi della ragazza. Ovviamente noi tutti sappiamo che la risposta è che sono fatti di banane, però per il computer sarà più difficile perché non è un'immagine così semplice e così chiara come le altre. These are actually, although complex, surprisingly simple, because all of the evidence you need to answer the question is within the image. Whereas if you ask the question, why is the baby flying, you need a lot more information than what is actually available within the image. La risposta alle domande di prima è molto semplice perché tutti i dati per rispondere a quella domanda si trovano nell'immagine stessa. Invece se chiediamo una cosa come questa, ovvero perché il bambino sta volando, allora trovare una risposta per il PC sarà molto più complesso perché avrà bisogno di molte più informazioni. We already know that a computer will be able to identify the baby, but what support is there in this image to actually answer this question? There's no table, there's no strings, obvious. Therefore, there's no way a computer can actually answer this question without going to an external knowledge source. Noi tutti sappiamo che il PC riuscirà ad identificare il bambino, però questo non è abbastanza per far sì che il computer risponda correttamente alla domanda, perché come potete vedere non c'è un tavolo trasparente che sorregge il bambino, non ci sono nemmeno fili che gli permettono di volare. Quindi il PC non sarà in grado di rispondere correttamente alla domanda se non verranno aggiunte informazioni in più. So we actually need more information. So what we need to be able to do is identify lots of attributes that are going on within the scene. For example, you have children on their knees. This could represent sadness. You have a person that's laying down. This could be they're sleeping, or it could be they're possibly dead. We have a person hunched over. That's not quite a common representation of someone in mourning, and therefore could be related to death. And finally, if you start to really understand all of this information, you realise that it's not a flying baby, and instead is a cherub, was one of the unearthly beings who directly attend to God's work. Per rispondere alla domanda, come abbiamo già detto, abbiamo bisogno di informazioni in più. Quindi dobbiamo identificare più caratteristiche possibili che sono presenti nella scena. In questo caso possiamo vedere nella cornice in blu un bambino che è sulle ginocchia, questo potrebbe essere segno di tristezza, oppure nella cornice in nero possiamo vedere una persona che giace supina e questo può farci pensare che sta dormendo oppure semplicemente che è morto. Nella cornice invece in blu vediamo una persona che è china e si appoggia sulle ginocchia e questo potrebbe essere il segno di una persona che è in lutto oppure potrebbe anche questo essere un qualcosa che ha a che fare con la morte. Se si comprendono tutte queste informazioni, allora possiamo giungere alla risposta alla domanda e capire che non si tratta di un semplice bambino, bensì di un cherubino, ovvero un essere che lavora direttamente a contatto con Dio. This is the kind of work that we're interested in doing, developing systems that allow everybody to interact with archives, to go into a museum and take a picture and ask a question. This currently isn't available to us. It requires you going and listening to those long monologues on audio guides. These sorts of techniques are needed to make artwork instead of just over there, but actually within our lives. È questo lo scopo del lavoro che noi stiamo svolgendo, quello di sviluppare un sistema che permetta a tutti di interagire direttamente con degli archivi. Se per esempio andiamo in un museo, con il nostro metodo saremo in grado di chiedere informazioni e di ottenere queste informazioni semplicemente facendo una foto a ciò a cui siamo interessati. Ovviamente questo adesso è ancora un progetto in via teorica perché appunto se andiamo in un museo dobbiamo comunque ascoltare delle lunghe audioguide. Però il punto del nostro lavoro è proprio quello di rendere gli archivi accessibili a tutti.
will be coming to archives or libraries or museums and galleries hopefully in the not too distant future as our technology improves and we, instead of just having it in computer vision and machine learning, actually have it applied to cultural heritage or other social archives. Questi sistemi noi vogliamo applicarli in ogni tipo di location, se si trovi in una biblioteca, in un museo o anche in una galleria d'arte. Speriamo che tutto questo accada subito perché la tecnologia fa passi da gigante ultimamente e vogliamo far sì inoltre che questo metodo si possa applicare anche in tutti i contesti sociali, anche per esempio sui social media. Of course, doing research like this isn't just a single action, and it requires a whole group of different people, some of which are presented here. And many, many different universities, funding bodies, to be able to do this kind of research. The work that we're doing now is at IIT and funded internally in collaboration with Venezia. And we hope to produce things that are able to be used by all sorts of people in the future. Ovviamente questo tipo di lavoro non richiede un singolo individuo, bensì tantissime persone che collaborano. Alcuni miei colleghi li potete vedere qui nella slide. Inoltre abbiamo bisogno di una quantità molto grande, molto cospicua di fondi insieme ad altre università, eccetera. Il nostro lavoro in particolar modo è stato finanziato anche insieme all'Università di Venezia e il nostro scopo è quello appunto di renderlo accessibile ad ogni singolo individuo. And just so I've actually said one word in Italian, grazie.